società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro o fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Ciccio Angelini torna a Pomezia d'avversario per sfidare la legge del Palalavinium. C'è tanta carne al fuoco oggi, ma c'è soprattutto una Final 8 da conquistare, un sogno per alcuni, un obiettivo da non fallire per altri. Appassionati di futsal, buonasera da Antonio Ghiozzo. Questo è il Palalavinium, questa è Pomezia Napoli, la sfida che chiude il 12° turno della Serie A quinto. Si salutano le squadre in mezzo al campo, giornata importante, bisogna fare punti per inseguire l'obiettivo Coppa Italia. Noi entriamo ancora di più in clima partita andando a scoprire le scelte dei due allenatori. Fortitudo Pomezia con Moliterno tra i pali, in mezzo al campo Matteus, Michelangelo, Tiaghigno e Bueno. A disposizione di Davide Ceppi anche Binzaru, Gelvé, il nuovo arrivato. Per lui si tratta di un ritorno a Pomezia, poi Raubo, Capponi, Lara, Dudu e Gattarelli. Risponde il Napoli con Bello Buono tra i pali, in mezzo al campo Perugino, Bolo, Borruto e Guillermao. A disposizione del grande ex mister Ciccio Angelini ci sono anche Pelesigno, Palladino, Fabio Cecilio, De Luca, Salas, Bortoletto e Chianese. 3 assenze, Denner il nuovo arrivato che non può ancora essere schierato, poi Grasso infortunato e De Gennaro il secondo portiere con la febbre, rimasto a casa. Al suo posto come vice Bello Buono c'è Chianese. Completiamo questa presentazione andando anche a scoprire la terna arbitrale di questo match. Arbitro numero 1 Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lido, arbitro 2 Salvatore Pagano di Catania, al cronometro Marco Moro di Latina. Squadre pronte in mezzo al campo. Sarà il Pomezia a dare il via a questo match. Sarà Matteus a toccare il primo pallone, il numero 26 è già nel cerchio di centrocampo. Pomezia che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi. 13 punti in 11 partite per la squadra di Ceppi, ancora agganciata al treno che conta per la qualificazione alla Coppa Italia. Oggi sfida determinante per i ragazzi di Ceppi, che riposeranno nel prossimo turno e quindi chiuderanno qui il loro 2025. Si comincia, Matteus all'indietro per Bueno, Tiaghigno, Matteus, lancio lungo, lascia scorrere Bolo, blocca senza problemi Bello Buono. Allora la prima azione del Napoli con Borruto, Bolo e poi Guillermao, spalla alla porta, la difende. Poi il tocco all'indietro verso Bolo, ha capito tutto Bueno, recupera e riparte la Fortitudo che qui in casa ha vinto 4 delle 5 partite disputate, conquistando 12 dei 13 punti attuali in classifica. Un vero fortino, la legge del Palalavinium che Ciccio Angelini conosce benissimo, perché qui lo scorso anno con il suo Pomezia il nuovo allenatore del Napoli non ha mai perso. Bolo con il suo mancino scambia con Guillermao, calcia, chiede una deviazione, la ottiene, anzi no, qualche dubbio, è angolo. Effettivamente la sensazione iniziale è stata confermata dopo qualche istante di confusione. Sarà comunque calcio d'angolo per il Napoli, che ha riposato nell'ultimo turno. In quello precedente ha perso 2-5 contro la Meta Catania, prima sconfitta casalinga per i ragazzi di Ciccio Angelini. Pallone per Borruto, al destro volante si oppone Francesco Moliterno che alza sopra la traversa. Rivediamo tutto quanto con la nostra regia. Stesso schema, di nuovo Borruto che questa volta non inquadra la porta. Subito pericoloso il Cobra, attento Francesco Moliterno che ha detto di no al destro dell'argentino. Sempre 0-0.
ci prova il Pomezia con questa soluzione molto complicata. Bellobuono è pronto a rimettere in campo la sfera, il portierone della nazionale italiana. Bolo in avanti, Moliterno non si fida della presa, allontana poi Borruto con le cattive, il fallo su Michelangelo, calcio di punizione per il Pomezia quando se n'è andato il primo minuto di gara qui al Palalavinium, sempre 0-0, primo fallo del Napoli, calcio di punizione per i padroni di casa che qui in casa hanno perso solamente con le Cositi, 0-4 il punteggio, poi 4 vittorie nelle restanti partite in questo vero e proprio fortino. Matteus di testa, Bellobuono esce, il pallone è buono per Tiaghigno che calcia alto, occasionissima per la Fortitudo, a un passo dal vantaggio sull'uscita di Bellobuono. Rivediamo il mancino di Tiaghigno che però non ha trovato la porta, pericolosa la squadra di Ceppi. Adesso seguiamo questo lancio di Bellobuono che si spiega con Guillermao. Non è arrivato il numero 8, rimessa dal fondo, andrà Moliterno con le mani, pronto l'estremo difensore Tiaghigno. Michelangelo, sentite le urla di Angelini che chiama la pressione alta ai suoi ragazzi, recupera il Napoli, Perugino allontana tra le braccia di Moliterno. Un gol per entrambi i portieri, hanno segnato in questo campionato sia Moliterno sia Bellobuono, mentre insiste il Napoli con la pressione feroce. Buona l'uscita del Pomezia con grande qualità, poi la chiusura di Guillermao, ma ancora Pomezia e batte le mani Ceppi, soddisfatto di questa fase. Michelangelo si accende lui, se ne va, prepara il destro, lo prova, Bolo salva anticipando Matteus sul secondo palo. Il guizzo di Michelangelo, 5 reti per lui, miglior cannoniere del Pomezia, giocatore di qualità, il numero 14 che qui ha fatto vedere le sue doti. Bueno, Michelangelo finta il destro, va sul mancino, Murato, poi da fuori Matteus, Bolo, Borruto, Bolo, riparte il Napoli. Guillermao prepara il destro, sbatte su Matteus, si arrabbia Perugino, tutto solo sulla sinistra, un po' egoista Guillermao che poi si scusa, scuse accettate dal capitano. Qui il Napoli poteva fare male in ripartenza, si resta sullo 0-0, terzo del primo tempo, partita dei ritmi subito importanti qui al Palalavinium. Perugino per questa palla inattiva, in mezzo forte, Guillermao arriva ma non trova la porta, ostacolato da Matteus e allora rimessa dal fondo. Pomezia che reduce dalla sconfitta contro la Meta Catania, prestazione che però ha dato fiducia ai ragazzi di Ceppi, sconfitti solo per 2-1 sul campo della capolista di Lara, il momentaneo 1-1. Michelangelo, altro spunto, altra accelerazione, questa volta palla persa, attenzione a Borruto che chiama al super intervento Moliterno. La qualità di Borruto, sarà rimessa dal fondo però non ha toccato Moliterno. E allora possesso per il Pomezia che qui ha rischiato qualcosina, adesso prova la giocata, conquista il calcio di punizione, trattenuta di Perugino che ha ostacolato con le cattive Tiaghigno, voleva anche il giallo il numero 10, sarà semplice calcio di punizione per il Pomezia. Secondo fallo commesso dal Napoli in questi primi 2 minuti e 40 secondi, partita intensa al Palalavinium. Bueno, Matteus, tocco di ritorno, Bellobuono, la lettura del portiere che fa ripartire il Napoli, Guillermao sguscia via ma il pallone diventa buono per Moliterno. Matteus, la pressione feroce del Napoli, con calma però il Pomezia che in fase di palleggio è una squadra che ha tanta qualità. Qui prova Michelangelo, campo finito, rimessa laterale per gli azzurri,
cambi per Ciccio Angelini, con Salas che batte la rimessa verso Bolo, profondità, non controlla Guillermao, e allora possesso per i padroni di casa. Peggior attacco del campionato per il Pomezia, appena 20 gol realizzati in questa Serie A per i ragazzi di Ceppi. Michelangelo prova sulla sinistra, su di lui Borruto, Matteus allora. Bueno, Michelangelo, è partito Tiaghigno, la tiene Michelangelo che poi cerca Bueno, la chiusura di Salas che si prende anche il fallo laterale. È tornato contro la Fel di Eboli 238 giorni dopo l'infortunio. Javier Salas, il Ciolito, giocatore straordinario che con Borruto crea una coppia di livello superiore, e si è visto anche in queste poche partite. Altri cambi per Ciccio Angelini, dentro anche Pelesigno che aveva iniziato la stagione con la maglia della Fel di Eboli, poi è tornato al Napoli. Bueno sul punto di battuta, cerca Tiaghigno, chiude Salas, ancora la Fortitudo in zona d'attacco. Matteus con il destro, potentissimo ma murato da Cristian Borruto. Si resta in quella zona del campo, ancora Matteus con la potenza senza la precisione, sarà rimessa dal fondo. Mentre continuano i cambi sul parquet, anche Gelvé appena tornato a Pomezia, lui che la Serie A l'ha conquistata sul campo con questa squadra. Pelesigno sguscia via, Bortoletto, Salas scucchiaia, esce Moliterno, pallone comodo per Bello Buono, Fabio Sesilio, Salas, Pelesigno aggredito, non si scompone, chiede aiuto a Salas che va a destra da Bortoletto, di nuovo Salas, saltato Tiaghigno, Salas frenata e poi tunnel su Michelangelo, la qualità di Salas, poi la velocità di Pelesigno che chiama al grande intervento con il piede Moliterno, il guizzo del 2, la parata che rivediamo del 22, e allora calcio d'angolo, occasione Napoli, si resta però sullo 0-0. Salas, testa di Gelvé in fallo laterale, ancora Napoli che prova a dare ritmo alla sua azione. Il malinteso tra Salas e Pelesigno, la presa sicura di Moliterno che va con le mani a cercare Lara, controlla male il 27, come detto a segno nella trasferta sul campo della Meta Catania. 2-1 il risultato per i campioni d'Italia, ma il Pomezia ha fatto un figurone considerando anche le assenze e le difficoltà. Con i piedi Bello Buono, preciso per Bortoletto, ha recuperato il Pomezia, Michelangelo, Lara aggredito, non si scompone, rischia Tiaghigno che poi va da Michelangelo, profondità per Lara, bella trama del Pomezia, Lara punta a Bortoletto, cerca la sua solita giocata, Bortoletto però è attento, non ci casca, concede il male minore, fallo laterale per i padroni di casa quando sono trascorsi i primi 5 minuti, se ne sono andati 300 secondi, sempre 0-0 qui a Pomezia in questa 12ª giornata. Michelangelo con il destro, pallone ribattuto, ancora Michelangelo per Moliterno, prepara il lancio il portiere, calibrato male, non può arrivare Dudu, sarà rimessa laterale per il Napoli. 17 punti in 10 partite per la squadra di Ciccio Angelini, che prima del KO contro la Meta, il primo in casa, veniva da 4 risultati utili, 3 vittorie e un pareggio. Ha cambiato tanto la squadra di Angelini, tra mercato, ritorni e tante situazioni, deve ancora trovare il giusto amalgama lo squadrone partenopeo, che oggi cerca punti importanti in ottica Final 8.
un obbligo entrare nelle prime 8 al termine del girone di andata, più un sogno invece per il Pomezia che ci crede. Fabio Sesilio, Bortoletto in avanti verso un compagno che non c'è, e allora il Pomezia può gestire il pallone in una fase poco emozionante, molto tattica. Michelangelo contro Bortoletto che tocca il pallone, rimessa laterale per la Fortitudo. Il 5 tra Michelangelo e Bortoletto, rimessa battuta verso Gelvé. Dudu, Michelangelo, la porta, ancora il 14, suolata precisa per Gelvé. Dudu, Michelangelo, profondità, Gelvé contro Fabio Sesilio, duello vinto dal 5 di Cicciangelini, ma il possesso sarà del Pomezia. Davvero un cliente scomodo il Pomezia qui al Palalavinium. Pallone in mezzo, flipper, poi rilancio, Dudu rischia, Pelesigno davanti a Moliterno che salva la Fortitudo. Che ingenuità di Dudu, che occasione per Pelesigno. Fenomenale Moliterno che qui ha chiuso lo specchio in faccia all'avversario, salvando la sua squadra. Follia di Dudu che deve ringraziare il suo portierone. Si resta sullo 0-0. Moliterno prepara il lancio, lo effettua cercando Lara, pallone lungo, e allora possesso per il Napoli. Bortoletto, Salas nella sua area di rigore, malinteso con Bortoletto, rimessa per il Pomezia. Un ottimo Pomezia fin qui, ma non sorprende. Dudu in mezzo, pallone buono per Lara. Bueno, ultimo uomo, si affida a Dudu sulla sinistra, può puntare Bortoletto, le finte, 1 contro 1, ancora Dudu con calma, poi tocco per Lara, profondità per Gelvé che rischia, perde un brutto pallone, attenzione al Napoli, allora rimedia il Pomezia. Ancora Napoli con Salas e poi la paratona di Moliterno sul destro di Fabio Sesilio. Ancora un'altra chance per il Napoli. Azzurri a un passo dall'1-0. Aumentano le occasioni per la squadra di Angelini. Pomezia tenuto in vita da Moliterno, ancora Napoli, pallone in mezzo e arriva il vantaggio, segna Fabio Sesilio a porta vuota al termine di una grande azione, meritato il vantaggio del Napoli che sblocca il match qui a Pomezia. Sono 4 in campionato per Fabio Sesilio, questo facilissimo con la porta vuota sull'assist di Bortoletto. Avanti gli azzurri dopo 7 primi e un secondo di gara. Stava rischiando troppo la Fortitudo che adesso è costretta a inseguire. Bueno, Lara, Matteus, Dudu. Spalla alla porta, si gira per puntare, pronto il raddoppio. Allora Dudu va da Matteus, contrastato da Guillermao che riceve gli applausi di Cicciangelini. Fuori Bortoletto, dentro Bolo. Bortoletto, autore dell'assist che ha favorito il vantaggio del Napoli, siglato da Fabio Sesilio. Gol numero 4 dopo la tripletta al Cosenza. Napoli specializzato in triplette. Fabio Sesilio contro il Cosenza, Grasso nella notte magica del Pala Cesaroni contro le Cositi, Borruto nel derby contro la Feldi. Tante stelle per Cicciangelini che deve solo trovare la quadra giusta. Attenzione adesso a Perugino che ci prova, poi Guillermao. Altra chance importantissima per il Napoli, altro intervento prodigioso di Moliterno che riceve anche i complimenti del pivot avversario. Calcio d'angolo per il Napoli che vuole scappare via. Perugino, tocco corto per Bolo,
Ancora il Napoli in avanti, rimessa laterale. Perugino in mezzo, Matteus allontana. Momento favorevole per la squadra azzurra, che prova con Borruto, con calma verso Bellobuono, lancio per Guillermao, testa di Matteus, poi Bolo, Perugino non la tiene in campo il capitano, la bandiera, l'anima di questa squadra, il figlio del patron Serafino Perugino. Una famiglia che ha reso grande questa squadra negli ultimi 2 anni, 2 finali scudetto e poi la Coppa Italia alzata 2 stagioni fa in Basilicata. Un grande Napoli che ha iniziato l'era Angelini dopo i trionfi con Fulvio Colini, passato in estate alle Cositi Genzano. Bueno, Matteus, Tiaghigno, prova il 10 ad accendersi sulla destra, sbilanciato da Guillermao in maniera fallosa secondo il direttore di gara. Andiamo a rivedere, grazie all'aiuto della regia. Contatto energico, Guillermao chiede scusa, terzo fallo commesso dal Napoli. A quota 0 invece il Pomezia, che però è sotto nel punteggio. 11:13 all'intervallo, decide al momento Fabio Sesilio. Si fa sentire Bellobuono. Matteus con il destro, Borruto e poi Guillermao. Con calma il pivot, spalla alla porta, chiede aiuto a Borruto, poi Bolo, adesso Guillermao, esce bene il Napoli. Guillermao, Borruto nel cerchio di centrocampo, cerca il guizzo, fermato Perugino, Borruto, murato in fallo laterale. Quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo, Guillermao, spalla alla porta, suolata, Perugino con il mancino, presa facile per Francesco Moliterno, che poi cerca Tiaghigno, controllo volante che non riesce al numero 10, che ringrazia il suo portiere. Da un portiere all'altro, perché sarà Yuri Bellobuono a rimettere in gioco la sfera. Bellobuono a segno contro il Capurzo. Bolo in avanti, petto di Matteus ad anticipare Guillermao. Michelangelo, serve la sua qualità al Pomezia. Michelangelo dopo lo scambio con Bueno, sempre loro due. Si avvicina a Tiaghigno che riceve, Bueno sulla destra, può puntare, Borruto se ne va, pallone in mezzo, Bellobuono attento, poi Perugino si prende il fallo laterale a 10:12 dall'intervallo, mentre riapprezziamo lo spunto di Bueno e la chiusura con il piede destro di Yuri Bellobuono a difendere il vantaggio del Napoli. Napoli che adesso prova con Guillermao, anticipato da Matteus. Sarà rimessa laterale per la formazione partenopea. Andrà Bolo, pronto l'argentino, che potrebbe andare dall'altro argentino, vale a dire Borruto. È così, Borruto riceve nel cerchio di centrocampo. Guillermao, poi la conclusione, tentata la parata di Moliterno e la ripartenza del Pomezia con Tiaghigno. Michelangelo vuole puntare, invita i compagni ad allontanarsi. Michelangelo contenuto da Guillermao, che qui si fa valere anche in fase di non possesso come vuole il suo allenatore Gianfranco Angelini. 9:45 all'intervallo, siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Matteus in area di rigore, cerca il cucchiaio, Bellobuono la blocca, ma oltre la linea che delimita il perimetro di gioco, quindi sarà calcio d'angolo per il Pomezia, che qui aveva trovato il pertugio giusto, guadagnando poi un corner. Matteus in mezzo forte, Bellobuono di nuovo in calcio d'angolo.
ancora Pomezia a caccia del pareggio. Michelangelo, pallone complicato, accarezzato dal 14, poi rimpalli, alla fine rimessa dal fondo, protesta il Napoli che voleva un calcio di punizione, terminato a terra Borruto che si lamenta. Possesso comunque per il Napoli, avanti 1-0 in questa 12ª giornata. Recupera Michelangelo che poi concede il fallo laterale alla squadra ospite, rallentandone la ripresa del gioco. Ha protestato ancora il Napoli, nulla di grave. E allora possesso per Salas. Bolo, Salas, Borruto di prima, Michelangelo recupera, ripartenza Pomezia, Michelangelo steso da Salas, fallo netto, netto anche il giallo, lo accetta Salas che chiede scusa. Rivediamo lo spunto di Michelangelo, inevitabile il cartellino per Salas, il primo giallo del match. Deve fare attenzione il Napoli perché ha già commesso 4 scorrettezze e manca una vita all'intervallo. Michelangelo parla con Bueno, sistemata la barriera da Bellobuono, fischia il direttore di gara, si allontana Tiaghigno, Bueno con il mancino per Michelangelo, il destro, palla fuori, voleva un tocco Michelangelo, occasione Pomezia con il destro del portoghese, pallone sul fondo, Bellobuono con le mani. Lancio lungo, Pelesigno addomestica la sfera, poi il tocco per Salas che avanza, va da Borruto, chiuso da Tiaghigno. Allora rimessa laterale per il Napoli. 9 minuti esatti al termine di un primo tempo che vede le due squadre divise da un gol, quello di Fabio Sesilio dopo 7 primi e un secondo sull'assist di Bortoletto. Borruto usa il fisico, poi perde il pallone, recuperato dal Napoli, il tiro di Bolo, la parata di Moliterno, occasione per gli azzurri, ripartenza Pomezia, a terra Tiaghigno, si prosegue tra i fischi del pubblico. Allora attenzione a Bolo, l'uscita di Moliterno provvidenziale, e allora Tiaghigno. Gelvé, Michelangelo, Tiaghigno con calma, la Fortitudo. Raubo non al meglio oggi, ma c'è bisogno anche del suo contributo, soprattutto in fase offensiva. Michelangelo la tiene, poi la allarga su Gelvé, si fa sentire ancora il pubblico di casa. Rilancio di Moliterno, controllo di Raubo, spalla alla porta, duello con Salas, poi Tiaghigno che punta, fermato da Borruto. Riparte il Cobra, poi con calma ragiona, appoggia su Salas che va a sinistra da Pelesigno, duello con Gelvé, le finte del 2, Pelesigno in mezzo e arriva il morso del Cobra, 2-0, la firma di Borruto. Sono 7 in campionato, il Napoli allunga. Il guizzo di Pelesigno, il grande gol di Borruto che anticipa Michelangelo, gol da attaccante vero, da giocatore che sente la porta. 2-0 con il sigillo del Cobra. E allora doppio svantaggio per la Fortitudo che adesso rischia tantissimo l'errore di Moliterno. Si salva la squadra di Ceppi che adesso sta ballando, accusato il gol di Borruto. Altro rischio, altro pallone perso, conclusione di Pelesigno. Pallone sul fondo, chiama il time out
David Ceppi, che ha visto un Pomezia decisamente in confusione. Non può essere time out perché il pallone è del Napoli. Queste le proteste della panchina azzurra, sarà calcio d'angolo, quindi deve attendere Ceppi. Può sfruttare il momento il Napoli, che prova a cavalcare l'onda positiva. De Luca, scucchiaia, Fabio Sesilio la mette in mezzo, nuova deviazione, nuovo angolo, e allora ancora rimandato il time out di Ceppi. De Luca, Salas colpisce male, ancora Salas, De Luca, Pelesigno nel traffico, riparte Tiaghigno, termina a terra, calcio di punizione, quinto fallo per il Napoli, secondo giallo, dopo Salas ammonito anche De Luca. E adesso sì che può arrivare anche il time out chiesto da David Ceppi. Time out terminato, possesso per il Pomezia, che deve scuotersi ma che proverà a sfruttare i 5 falli commessi dal Napoli. Matteus sul punto di battuta, siamo nel cerchio di centrocampo. Matteus rincorsa e poi tocco comodo per Tiaghigno. Michelangelo può puntare De Luca, prova il 14, ancora Michelangelo, poi cambia idea. Matteus sulla destra, la porta con l'esterno, il tocco verso Dudu, si ricomincia da Tiaghigno. Dudu, Matteus, duello con Guillermao. Matteus, Tiaghigno sulla destra, si accentra, ancora Tiaghigno, il mancino semplice per Bellobuono, che poi rilancia verso Guillermao, colpo di testa dell'8 a terra De Luca, si prosegue e allora ripartenza per il Pomezia. Matteus, Michelangelo per Dudu, chiude Fabio Sesilio, che ottiene anche la rimessa dal fondo. Grande copertura del portoghese, l'uomo che ha sbloccato il match. Poi il raddoppio di Borruto per il 2-0 che al momento premia il Napoli in questa 12ª giornata della Serie A Quinto, la quart'ultima del girone di andata. In palio punti pesanti per la qualificazione in Final 8. Michelangelo contro De Luca, attenzione al portoghese, va Michelangelo, guadagna metri, Michelangelo se la porta sul mancino, conclude, allontana Bellobuono, riparte il Napoli con Salas che punta Bueno, va via, atterrato, calcio di punizione con annesso il cartellino giallo, il primo per il Pomezia, il terzo del match. La qualità di Salas che qui ha bruciato Bueno, costretto a fermarlo con le cattive. Primo fallo del Pomezia, arriva a 5:44 dall'intervallo.
Non può ovviamente essere ancora al massimo della condizione Salas, rimasto fermo 238 giorni dalla Feldi alla Feldi, il paraguaiano. Bolo sul punto di battuta, Bolo tocca per Salas, poi la conclusione di Fabio Cecilio che per poco non diventa un assist per Guillermao. Pallone sul fondo, rimessa con le mani per Francesco Moliterno, che a inizio partita ha tenuto in piedi la Fortitudo, poi punita due volte dalla Napoli. Matteus salta a Bolo, ancora Matteus, Raubo, Bueno, Matteus, Gelvé, Matteus prova a sfruttare un blocco, Matteus che termina a terra, non c'è nulla. E allora bello buono per Fabio Cecilio, è messa male la Fortitudo, l'errore però del 5, la ripartenza di Raubo fermato dallo stesso Fabio Cecilio che rimedia al suo errore. Possesso palla comodo per il Napoli che adesso gestisce con calma con i suoi fuoriclasse. Qui esagera Salas che poi corre verso la panchina lasciando spazio al capitano. Torna in campo dunque Fernando Perugino, possesso per la Fortitudo a 4,50 dal termine. Matteus nel cerchio di centrocampo, prepara il destro, lo prova, ha cercato una soluzione complicatissima il 26, pedina imprescindibile per Davide Ceppi. Qui però ha un po' esagerato il difensore che adesso va a colpire di testa. Raubo, Matteus, Raubo a destra per Bueno, di nuovo Raubo, Bueno, scambiano i due, chiusura di Borruto, poi interviene bello buono che blocca con le mani, cerca Guillermao, a terra il numero 8, protesta, si prosegue. Moliterno, Gelvé, Matteus, Raubo centralmente, Matteus, fatica la Fortitudo a costruire in questa fase. Matteus, Bueno può puntare Borruto, le finte, il mancino, Borruto però è lì e allontana, ancora Pomezia, poi l'uscita di Bello Buono che fa ripartire il Napoli servendo Borruto, aggredito, chiede aiuto all'altro argentino, Bolo nel vuoto tra le braccia di Moliterno che cerca Raubo, pallone impossibile, sconsolato il numero 7 che non è al top della forma. E allora possesso ancora per il Napoli, avanti 2-0 sul campo della Fortitudo Pomezia nella sfida che chiude il 12° turno. Napoli che con questo punteggio salirebbe a quota 20 in campionato, avvicinandosi alla Final 8 di Coppa Italia. Bueno sulla destra, cerca poi Raubo, tocco di ritorno, conclusione, parata di Bello Buono, il triangolo tra Bueno e Raubo, ha detto di no Bello Buono, conclusione semplice, attento però il numero 12, il portiere della nazionale che sarà protagonista nel prossimo europeo. Bueno, finte, Pelesigno non abbocca e allora rimessa laterale a 190 secondi dalla sirena che sancirà la fine del primo tempo. In avanti la Fortitudo che vuole provare a dimezzare lo svantaggio, ma resta il problema del gol per la squadra di Ceppi, peggior attacco della Serie A con appena 20 reti realizzate in 11 partite, meno di 2 gol a partita per i ragazzi di Ceppi. Adesso gioco fermo, ci sarà il time out chiesto da Ciccio Angelini.
Terminato anche il secondo time out del primo tempo, dritti fino all'intervallo, poco più di 3 minuti. Napoli avanti 2-0, bello buono per Pelesigno che sbatte sul palo sull'indecisione di Moliterno, malinteso con Tiaghigno, ha rischiato tanto il Pomezia. Napoli vicinissimo al 3-0. Pelesigno che dopo l'assist per Borruto ha cercato di mettersi in proprio. Adesso Matteus, finta il mancino, va sul destro, pallone per Bueno, salva in un primo tempo bello buono, poi sul tap-in non può nulla, allora Bueno riapre tutto. -1 Fortitudo Pomezia. Guardate al numero 11 Lorenzo. Terzo gol in campionato, grande lavoro di Matteus, il miracolo di Bello Buono sul primo tentativo di Bueno, sul secondo il gol dell'1-2, il Pomezia è vivo. Dopo aver rischiato il 3-0 ha accorciato le distanze la squadra di Ceppi, la solita legge non scritta, gol sbagliato, gol subito. Dal palo di Pelesigno al gol di Bueno sul lavoro straordinario di Matteus, giocatore fenomenale. Adesso Tiaghigno fermato, ripartenza per Borruto, Borruto punta, salta Matteus, Borruto, la chiusura di Bello Buono, ma siamo già dall'altra parte, partita che si è accesa all'improvviso. Tiaghigno ragiona e fa respirare un po' tutti. Bueno, meno di 2 al termine di un primo tempo tornato incandescente dopo il gol di Bueno. Adesso Gelvé, spalla alla porta, Gelvé si gira, prova il mancino, contenuto da Borruto, il numero 8 che poi commette fallo, calcio di punizione per il Napoli. Seconda scorrettezza del Pomezia a 1:42 dal termine. Guillermao se ne va, Guillermao trova sulla sua strada Moliterno, ancora Guillermao per Bolo, che chance per il Napoli che spreca la palla del possibile 3-1. Rivediamo, ha colpito malissimo Bolo, poteva riportarsi immediatamente sul +2 la squadra di Cicciangelini. ...94 secondi all'intervallo, bella partita al Palalavinium. Moliterno con le mani a cercare Dudu, pallone in rete, ovviamente non è gol. Andrà con le mani questa volta Bello Buono, anche lui lungo per Guillermao, gran controllo, difesa del pallone, Guillermao fuori per Pelesigno, adesso Salas, Guillermao, solito lavoro, giocata, destro poi masticato, l'aveva preparato benissimo Guillermao che infatti ci ripensa, mani tra i capelli per il numero 8, gran lavoro in fase di preparazione, poi tiro strozzato, nessun problema per Moliterno, riparte la Fortitudo, siamo vicini all'ultimo minuto. Matteus per Tiaghigno, ancora Matteus contro Guillermao, Matteus si gira, prova il destro, murato in fallo laterale, 64 secondi allo scadere, il Pomezia ha ritrovato entusiasmo grazie al gol di Bueno che ha dimezzato le distanze tra queste due squadre. Rimessa Fortitudo, Matteus finta il destro, poi va da Michelangelo, prova lui, conclusione sul fondo. 59 secondi all'intervallo, Bello Buono con le mani, Bolo, lancio di Salas preciso per Guillermao, carezza al pallone, poi difesa della sfera, tocco verso Bolo, anticipato, bruciato da Tiaghigno. 49 secondi all'intervallo, possesso azzurro. Pelesigno la chiama Guillermao, si va però da Bolo, adesso Salas, il Ciolito, la porta, Pelesigno di prima, Bolo, Salas, la pressione alta della Fortitudo, Bello Buono,
costretto a giocare con i piedi, colpisce male. È soddisfatto Ceppi, che ha visto crescere la sua squadra dopo un momento di sbandamento. Ricordiamo che ha anche rischiato il 3-0 la Fortitudo, palo di Pelesigno, poi sul ribaltamento il gol di Bueno che ha riaperto tutto. Ultimi 20 secondi della prima frazione, Guillermao si gira, Guillermao, attento Molitierno, poi Matteus a terra, protesta il pubblico. Ricordiamo che il Napoli ha 5 falli ma non c'è nulla, si prosegue, c'è lo scatto di Tiaghigno, altre proteste, fischia il direttore di gara, giallo per Pelesigno e allora tiro libero per il Pomezia a 5 secondi dall'intervallo. Rivediamo il fallo di Pelesigno, follia del numero 2 e allora alla palla del pareggio la Fortitudo. Ha ammonito anche Stefano Esposito sulla panchina del Pomezia. Aveva disputato fin qui una grande partita Pelesigno, che adesso viene rincuorato da Guillermao. Qui ingenuità gigantesca del 2 che offre la palla del 2-2 alla Fortitudo Pomezia. Prima del tiro libero però l'intervento dello spazzolone per asciugare il campo. Bueno contro Yuri Bellobuono, questo il duello, questa la sfida. Fischia il direttore di gara, la rincorsa di Bueno, Bueno con il macino, risponde Yuri Bellobuono che preserva il vantaggio del Napoli. La parata del 12 che nega la doppietta a Lorenzo Bueno. Rivediamo tutto, bravissimo Bellobuono. Bueno per questa rimessa laterale, pallone verso Matteus, destro, palla che si impenna, arriva la sirena, finisce qui la prima frazione. Napoli avanti 2-1 sul campo del Pomezia, doppio vantaggio per gli azzurri con Fabio Sesilio e Borruto, poi Bueno ha accorciato le distanze, Bueno ha anche avuto la palla del 2-2 sprecando il tiro libero. Grande riflesso di Bellobuono, ma poteva fare qualcosa in più Bueno. Rivediamo intanto tutto quello che è successo nel primo tempo, vi lasciamo con gli highlights di questa prima emozionante frazione. Noi ci sentiamo tra qualche minuto per il secondo tempo di Pomezia Napoli.
Ben ritrovati in diretta dal Palalavinum per il secondo tempo di Pomezia-Napoli. Napoli avanti 2-1 sul campo della Fortitudo. Azzurri che daranno il via a questa ripresa con Guillermao già pronto sul punto di battuta nel cerchio di centrocampo. Secondo tempo tutto da vivere. Tutto ok. Fischietto in bocca. Si ricomincia. Guillermao per Bolo. È iniziato il secondo tempo di Fortitudo Pomezia Napoli Futsal. Guillermao spalla alla porta. Destro murato dal solito Matteus, determinante in tutte e due le fasi. Il gol del Pomezia nasce da una sua super giocata. Ha messo a sedere l'avversario, poi ha parecchiato per Bueno. Miracolo di Bello Buono all'inizio, poi il gol di Bueno, adesso il destro masticato di Borruto che ha fatto fatica ad accendersi, ma poi ha trovato un guizzo da giocatore di livello superiore, anticipando Michelangelo, trovando il 2-0, firmando il settimo gol del suo campionato. Un campionato iniziato in ritardo, ma subito impreziosito da gol e giocate per quello che è un fenomeno assoluto di questo sport. Il Cobra Borruto. È tornato lui e il Napoli ovviamente ha cambiato marcia. Adesso ha provato a cambiare marcia Michelangelo, che ringrazia il compagno per l'assist. Conclusione fuori. Bello Buono ha già fatto ripartire il Napoli. Lancio di Borruto, anticipo di Matteus, poi Perugino controlla male, riparte Michelangelo, toccato, si prosegue. Lara prova lo spunto, fermato da Borruto che riparte. Borruto si ferma perché vede Michelangelo a terra. Va a sincerarsi delle sue condizioni Fernando Perugino. Contatto fortuito, probabilmente una manata del tutto involontaria da parte di un giocatore estremamente corretto come il capitano del Napoli, Fernando Perugino, che adesso va a chiedere scusa e aiuta Michelangelo a rialzarsi. Nulla di grave. Si lamenta però il 14 con il direttore di gara. Ha chiesto un calcio di punizione, un fallo che non è arrivato. Sarebbe stato il primo del secondo tempo. Ricordiamo che il Napoli nella prima frazione ha raggiunto il bonus, 5 falli anche abbastanza presto, e poi infatti nel finale a 5 secondi dalla sirena è arrivato il tiro libero sprecato da Bueno, neutralizzato da Yuri Bellobuono. Ma torniamo in cronaca, gioco ripreso con Borruto che perde il pallone. Allora Lara prova la giocata, va a sinistra da Michelangelo che controlla male. Possesso per la squadra di Cicciangelini, che oggi torna nel suo palazzetto dove lo scorso anno ha costruito le fortune di un Pomezia che ha scritto la storia. Matteus con il destro si prende il fallo laterale. Dicevamo della scorsa stagione nella quale la Fortitudo Pomezia per la prima volta nella sua storia ha conquistato sia la finalette di Coppa Italia sia i playoff scudetto, uscendo in entrambi i casi ai quarti proprio contro il Napoli. Michelangelo, destro murato, Borruto si prende il fallo laterale sul tocco del portoghese. Borruto, il lancio per Guillermao, pallone interessante ma difficile da controllare, non ci riesce Guillermao e allora la rimessa questa volta sarà del Pomezia. Matteus, Bueno, i due giocatori che hanno confezionato il gol che ha riaperto il match. Bueno
in avanti per Michelangelo, gran pallone, Michelangelo davanti a Bellobuono che chiude lo specchio. Occasione Pomezia, adesso Bueno, insiste la squadra di Ceppi, Matteus sulla sinistra, vuole puntare Guillermao, Matteus poi ricomincia da dietro, Michelangelo prepara il destro, allarga verso Bueno che punta, Bueno contro Borruto, la chiusura del Cobra, il pallone in calcio d'angolo, è partita bene la Fortitudo. Bueno, Michelangelo vuole piazzarla, Borruto anticipa l'intervento di Bellobuono, insiste la squadra di casa. Calcio d'angolo, Bueno sul punto di battuta, pronto il numero 11 in mezzo, pallone che si impenna, Borruto contro Matteus, Michelangelo per Moliterno, insiste la squadra di Ceppi, Michelangelo, Matteus aggredito da Guillermao, Michelangelo, lancio preciso per Lara, controllo con il petto, Lara è elettrico come sempre, Matteus sulla sinistra, conclusione, Bellobuono a difesa del primo palo, concede il male minore, vale a dire il corner, attacca con convinzione la Fortitudo, sotto di un gol in questa gara che chiude la 12ª giornata della Serie A Quinto, partita ancora apertissima. Lara in mezzo, fischia il direttore di gara, trascorsi 4 secondi, se la ride Lara, non convintissimo, possesso per il Napoli. Pronto Bellobuono, Bolo, Salas, Borruto, Salas, Bolo, Salas, lancio per Pelesigno, ammonito nel corso del primo tempo. Dal suo fallo è nato il tiro libero, poi parato da Bellobuono. 3 gialli per il Napoli, 1 per la Fortitudo Pomezia, che è partita molto bene in questo secondo tempo. Michelangelo la vuole Gelvé, servito adesso il giocatore tornato a Pomezia pochi giorni fa. Lara, Gelvé perde metri, Michelangelo, quarto del secondo tempo, Lara, Tiaghigno non controlla, un pallone non perfetto e allora possesso per il Napoli. Napoli che ha annunciato l'ingaggio di Denner, che però non può essere ancora schierato. Sono andati via invece nel corso della stagione Camel, Saponara, Jurlina e Varela. Un Napoli che ha cambiato tanto in questi pochi mesi. L'arrivo di Pelesigno, poi il ritorno di Borruto, adesso l'annuncio di Denner, tante novità, senza dimenticare mai il ritorno di Salas dopo l'infortunio. Quindi un Napoli che deve trovare ancora la sua identità definitiva. Una squadra dal potenziale enorme, con tanti campioni, tante stelle. Adesso a terra Pelesigno, contatto con Michelangelo, il direttore di gara invita i due a spiegarsi, i due non si guardano neanche. Possesso Pomezia. Scintille in mezzo al campo, tanti caratteri forti sul parquet del Palalavenium in questa partita che conta molto per entrambe le squadre. È l'ultima del 2025 per il Pomezia, che riposerà nella prossima giornata. Ricordiamo che nel prossimo weekend turno di riposo per la Serie A, per lasciare spazio alla nazionale impegnata nell'amichevole contro la Finlandia. Adesso Michelangelo, giocata, pallone in mezzo, chiusura di Bortoletto e presa di Bellobuono. A terra Bortoletto, rosso diretto per Michelangelo.
Eravamo concentrati sul pallone, non abbiamo visto questo episodio che potrebbe essere determinante. Vediamo se il replay ci aiuta, rivediamo solo il momento in cui viene sventolato il rosso in faccia a Michelangelo, incredulo il portoghese. Episodio da rivedere, episodio chiave. Prova ancora a spiegarsi il numero 14 di Ceppi, protesta il pubblico di casa. Superiorità numerica per il Napoli. Adesso Michelangelo si spiega con la panchina ospite, parla con Duarte, con Angelini. Non si lamenta tanto per il fallo Michelangelo quanto per il cartellino. Ha detto è stata una spallata, lo continua a dire, un contatto di gioco. Avrebbe accettato senza proteste il fallo, forse anche il giallo. È arrivato invece un rosso pesantissimo per il Pomezia, che adesso deve difendere per 2 minuti con l'uomo in meno. Allora vediamo come sfrutta questa superiorità il Napoli. De Luca, Bolo, Salas, Bolo, Salas per Borruto che la mette sul secondo palo dove non arriva De Luca. Subito una grande chance per il Napoli, vicino al 3-1. Moliterno con le mani, la chiama Bueno, cercato dal portiere, il pallone passa, si spegne sul fondo, andrà Bello Buono con le mani. Bello Buono per Salas, Bolo, De Luca, Salas, Borruto, Salas, Bolo, Salas, Bolo, De Luca in area di rigore, prova a metterla sul secondo palo, si infuria Borruto, ancora Napoli ad attaccare con l'uomo in più. De Luca, Bolo, Salas, Bolo, De Luca, Bolo. Con calma il Napoli, De Luca, Bolo, sempre loro due, adesso Salas, Borruto, Salas, Borruto, Salas, Borruto, Bolo, controllo, tocco di ritorno, chiusura di Tiaghigno, poi Salas, Salas per Borruto, un'altra chance, sempre Borruto, non arriva De Luca sul secondo palo. Se n'è andato il primo minuto con l'uomo in meno per la Fortitudo. Adesso Bueno cerca un controllo complicatissimo, possesso per il Napoli. Salas porta il pallone, supera il centrocampo, Borruto sulla sinistra. Salas, Bolo, Bortoletto sulla destra, conclusione, la parata di Moliterno che si fa anche male. Ha cercato l'effetto sorpresa a Bortoletto, attento Moliterno, a terra adesso il portierone di Ceppi, si rialza il 22, sarà calcio d'angolo per il Napoli che vuole sfruttare l'uomo in più per tornare sul +2. Bolo, Salas, Bolo in avanti, Bortoletto, di nuovo Bolo, Salas, Bolo di prima, Bortoletto chiuso da Matteus. Altri 32 secondi con l'uomo in più per il Napoli. Difende con i denti, con le unghie la Fortitudo che vuole restare a contatto. Salas, pallone recuperato da Tiaghigno, poi Matteus allontana, pallone buono per Salas. Borruto pensa al destro, lo prova, si prende il calcio d'angolo. Altri 12 secondi. Bolo, Salas, Bolo, Borruto in area, conclusione e parata di Moliterno. 4 secondi
Salas, Bolo, Bortoletto, parità numerica ristabilita. Grande difesa del Pomezia, che adesso può trovare coraggio da questi 2 minuti. Due minuti di cuore, di carattere per i ragazzi di Ceppi, che sono a contatto. Sul -1 ha sprecato l'uomo in più il Napoli. (13:37) alla fine. Una vita. Guillermao costretto a ricominciare da Salas. Bolo, controllo e scarico all'indietro su Bello Buono. Lancio lungo, Guillermao controlla. Guillermao riparte da Bolo. Guillermao ancora contro Gelvé, suolata! Conclusione di Bolo, si salva ancora il Pomezia. Rivediamo la suolata e poi il mancino di Bolo. Moliterno attento, sta tenendo in vita il Pomezia. Chiama lo schema Fabio Sesilio. Palla per Bolo, conclusione al volo dell'argentino. Pallone sul fondo. Moliterno per Dudu. Bueno, Dudu, Bueno. Raubo. Gelvé, Raubo, Gelvé, pressione alta del Napoli, con il possesso il Pomezia, che adesso guadagna metri. Bueno supera il centrocampo, Bueno, Dudu sulla sinistra, profondità per Raubo, spalla alla porta, tocco per Gelvé, poi arriva anche la deviazione di Guillermao, rimessa laterale per i padroni di casa. Bueno ha di fronte a lui Bolo, va da Dudu, si torna da Bueno, di nuovo Dudu. La porta il 30 che poi trova Raubo, pallone interessante, Bueno con il mancino, poi Salas si prende il calcio di punizione, fallo di Raubo, il secondo del Pomezia in questo secondo tempo. A quota 0 il Napoli, avanti 2-1 nel punteggio. È successo tutto nella prima frazione, doppio vantaggio azzurro, poi la rete di Bueno a riaprire il match. Bueno che ha anche fallito il tiro libero del possibile 2-2, parato da Bello Buono, che adesso gestisce il pallone con i piedi. Lancia a cercare Guillermao, non perfetto Moliterno, che non riesce a evitare il calcio d'angolo. Torna in avanti la squadra di Cicciangelini. Pallone per Fabio Sesilio, assist per Bolo, in mezzo Guillermao con la porta vuota, spreca incredibilmente la palla del 3-1. Rivediamo l'occasione gigantesca, enorme per Guillermao, che ci ripensa e si dispera. Qui poteva sicuramente fare di più. Ringrazia la Fortitudo, ancora sul -1. Lancio lungo, Raubo, controllo complicato, torna Fabio Sesilio che poi cerca Bello Buono, pallone delicatissimo che Bello Buono ha gestito alla grande, anticipando Matteus, che già pregustava il 2-2. Sempre puntuale nelle letture Yuri Bello Buono, cresciuto tantissimo negli ultimi anni fino a meritarsi la titolarità nella nazionale azzurra. Protagonista al prossimo europeo. Moliterno, profondità, pallone interessante per Lara, che mette in mezzo, chiede una deviazione che c'è, e allora calcio d'angolo per il Pomezia. A 11:27 dalla fine di un match in bilico.
andrà Dudu che richiama Matteus, poi cerca Lara, adesso Matteus con il destro sul corpo di Guillermao, pallone in fallo laterale, incita i suoi Davide Ceppi che ci crede. Matteus contro Guillermao, Dudu sulla destra, Dudu per Raubo, difesa del pallone, poi tocco verso Matteus, Matteus ancora, Dudu, Raubo, spalla alla porta, ricomincia da Dudu, con calma il Pomezia, Dudu suolata per Matteus, si lamenta la panchina di casa, Dudu può puntare Bolo, cerca invece Raubo, Raubo la difende, Dudu per Lara che calcia, pallone contenuto dalla difesa napoletana che poi allontana, ancora Pomezia, siamo vicini alla metà del secondo tempo, rilancio di Moliterno che fa gol con le mani, è ripartito il Napoli, lo fa male, allora Matteus, Lara la vuole Raubo, la riceve, poi Dudu si trascina fuori la sfera, rimessa laterale per il Napoli a 10:16 dalla fine del match. Ricordiamo l'espulsione di Michelangelo in questo secondo tempo, rosso diretto per il 14. Non siamo riusciti a vedere l'episodio, eravamo concentrati sul pallone che in quel momento era distante. Il direttore di gara ha deciso di espellere il portoghese di Ceppi, poi il Pomezia ha resistito con l'uomo in meno e allora sempre 2-1 qui al Palalavinium. Matteus prova il 26 che punta a Bortoletto, poi va da Tiaghigno che non controlla, possesso Napoli, fuori Perugino, dentro Salas, bello buono con i piedi, lancio per Borruto, impossibile da gestire questo pallone, allora rimessa dal fondo a 9:43 dal termine. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, partita aperta, Lara, Tiaghigno, Raubo chiama la pressione Angelini, accontentato dai suoi ragazzi, il Pomezia la tiene, Tiaghigno, Lara, Gelvé nel vuoto, pallone in fallo laterale, fuori Raubo, dentro Bueno, 9:23, una vita da giocare. Salas, Bortoletto, Salas, bello buono con i piedi, lancio che diventa un tiro, traversa, si era fatto sorprendere bello e Moliterno, che rischio per il Pomezia, ma siamo già dall'altra parte con Tiaghigno, Lara che punta, Bortoletto 1 contro 1, le finte del 27 che poi ricomincia da Bueno, Gelvé, Bueno rischia, trova Gelvé, poi Lara aggredito, anticipato, Fabio Sesilio, Bortoletto sul petto di Moliterno e allora Bueno ragiona con calma, Napoli ancora un passo dal 3-1. Adesso Pomezia con Bueno che calcia, bello buono, respinge, poi Borruto, Bortoletto la chiama Salas, pallone recuperato dal Pomezia che prova con Bueno, Bueno sul mancino, bello buono ancora a dire di no, occasioni da una parte e dall'altra, recupera la Fortitudo, Lara debolmente verso bello buono che para e poi cerca Pelezigno, rimessa Pomezia, finale tutto da vivere, rivediamo alcune delle ultime occasioni, il mancino di Bueno centrale, attento bello buono,
Bueno, Matteus, Tiaghigno attraversa il campo, torna da Matteus, cerca e trova Gelvé che fa salire Bueno. Bueno manda a vuoto Borruto, ancora Bueno, pallone illuminante per Gelvé, per Tiaghigno, salva bello Buono, è ripartito il Napoli con Borruto sulla sinistra, Borruto puntata, parata comoda di Moliterno e pallone immediatamente a Tiaghigno che è solo contro tutti, allora preferisce saggiamente ricominciare da Matteus. Matteus per Bueno, tocco di ritorno, Matteus sull'uscita di Bellobuono che tiene anche lì il pallone, lo blocca e poi lo cede a Salas. Bolo recupera Lara, forse con un braccio si prosegue tra le proteste del Napoli, poi Salas va via, fischia il direttore di gara che ferma la ripartenza azzurra, il fallo di Bolo. Il primo fallo del Napoli in questo secondo tempo, a terra Tiaghigno. Calcio di punizione per il Pomezia. 6:49 ancora da giocare. Gelvé parla con Bueno, fischia il direttore di gara, Gelvé si allontana, allora Bueno con il suo mancino, Bueno la blocca, bello Buono che poi cerca Bolo, l'uscita di Moliterno che mette in fallo laterale, troppo facile il mancino di Bueno per un portiere come Bello Buono che ha parato anche un tiro libero allo stesso numero 11 di Ceppi. Arriva intanto il fallo e il giallo per Matteus. Questo l'intervento sanzionato. Terzo fallo del Pomezia in questo secondo tempo. Fuori Borruto, dentro Fabio Sesilio. Non sembra contentissimo il Cobra che adesso parla con Ciccio Angelini. Punizione Napoli. Bolo cerca la potenza, trova il corpo di Bueno, ma ancora Napoli che riparte da Bello Buono. Il lancio con le mani a cercare Guillermao, controllo difficile che non riesce al numero 8 che comunque ringrazia il suo portiere. Moliterno per Matteus, appena ammonito il 26 che scambia con Tiaghigno, a terra Matteus, a terra anche Guillermao, si prosegue. Tiaghigno, Dudu, Bueno, Dudu sulla sinistra, punta Perugino, Dudu contro il capitano del Napoli, Dudu la porta, Dudu chiude Fabio Sesilio che poi scambia la grande con Bolo, ripartenza Napoli, pallone in mezzo, la chiusura come al solito determinante di Matteus, l'uomo ovunque della Fortitudo. Dudu, Matteus riceve sulla sinistra, tocca con l'esterno, pallone complicato per Tiaghigno che riceve un colpo da Perugino, giallo per il capitano del Napoli.
Si fa sentire il pubblico di Fede Rossoblu, sempre molto caloroso. Time out Pomezia a 5:36 dalla fine. Time out chiamato per preparare il portiere di movimento. Lara power play al posto di Moliterno. Bueno, Lara, Matteus, 5 contro 4 del Pomezia a caccia del 2-2. Bueno, Matteus, Bueno, Lara sulla sinistra, Bueno, Matteus, Bueno, Matteus, Bueno, in avanti Raubo, spalla alla porta, raddoppiato, contenuto in un primo momento, poi il pallone buono per Matteus, adesso Tiaghigno sulla destra, Matteus con calma il Pomezia, Bueno, Lara in avanti per Raubo, si torna da Lara, si cambia fascia, a destra per Matteus che carica il destro, si prende il fallo laterale, 4:45 alla fine. Un gol a dividere le due squadre, il Napoli è avanti 2-1 sul campo del Pomezia che però attacca con il portiere di movimento. Matteus chiede calma Ceppi, tempo ce n'è, Lara, Bueno, Matteus prepara il destro, murato anche questa volta, sempre il 26. Lara, Bueno, Matteus, Bueno, il mancino fintato, Matteus, Bueno, mancino deviato, pallone in calcio d'angolo. Lara all'indietro per Matteus, Bueno, Matteus, Bueno, calcia! Bueno non trova la porta, Bueno, aveva esultato il pubblico di casa, illusione ottica del gol, ma il Napoli resta avanti e siamo dall'altra parte, tutti a esultare, ma il pallone ha preso l'esterno della rete e quindi Napoli è ancora avanti 2-1. Bueno pericoloso, vicino alla doppietta personale il numero 11. Pallone all'indietro, Bolo in avanti, Guillermao si gira, Guillermao, pallone deviato, alto di poco e allora è il Napoli a farsi pericoloso. Finale incandescente al Palalavinium. Chiama lo schema numero 4 De Luca, che poi scucchiaia, controllo di Borruto, petto e destro lontanissimo dai pali difesi da Moliterno, pronto a rimettere in gioco il pallone con le mani, pronto anche Lara. Il Napoli attende già nella sua metà campo, allora è facile per la Fortitudo schierare il power play. Lara sulla sinistra, Matteus, Bueno, Tiaghigno, Bueno,
Matteus, Lara, Matteus destro, poi Bueno, Matteus, Lara, Matteus destro, sempre sul corpo di un difensore, questa volta è Bolo a respingere in tribuna la sfera, insiste la Fortitudo che vuole il 2-2, Matteus per Bueno, Matteus ha capito De Luca che mette in fallo laterale, 187 i secondi che mancano alla fine. Napoli avanti, Fortitudo con il portiere di movimento, Bueno, Matteus, Bueno, Tiaguinho, Bueno, Matteus, Bueno, Matteus, Lara, si lamenta Raubo, fin qui ignorato, Lara, Matteus, sempre il 26, Matteus con il mancino, bello Buono a respingere. ...158 secondi alla fine, richiamo per la panchina del Pomezia, che ci crede. Matteus nel cerchio di centrocampo, batte le mani Ceppi che incita i suoi ragazzi verso la rimonta. Si difende il Napoli che vuole a tutti i costi 3 punti per ripartire dopo la sconfitta contro la Meta. Pallone sul secondo palo, Lara in mezzo, De Luca chiude, poi recupera Raubo, Raubo per Tiaguinho, bello Buono salva, ancora Fortitudo con Tiaguinho, con Matteus, poi Raubo, blocca bello Buono che calcia verso la porta, palla fuori, ma aveva fischiato il direttore di gara. Quindi un eventuale gol sarebbe stato annullato, ha fischiato il direttore di gara perché bisogna sistemare la porta, quindi gioco fermo, bello Buono che aveva cercato il secondo gol in campionato dopo la rete contro il Capurso, un gol in questa stagione anche per Moliterno qui al Palalavinium nel successo per 4-3 contro il Cosenza. Portieri Goleador ci ha provato qui bello Buono, il gioco però era fermo, si riprende adesso a 2:04 dalla fine mentre rivediamo quello che è successo. Lancio lungo, Guillermo con il petto, duello con Matteus, campo finito, possesso Fortitudo, Guillermo si lamenta e poi lascia il posto a De Luca, chiamato a difendere sul 5 contro 4 della Fortitudo, questa volta con Dudu, non più con Lara. Cambia le carte in tavola Ceppi, Matteus con l'esterno, Bueno, Matteus, Raubo per Dudu, Raubo, 90 secondi alla fine, Matteus guadagna metri, Matteus, Bueno, Matteus, sempre loro due a gestire la sfera, Tiaguinho entra in area di rigore, Tiaguinho per Bueno, Bueno rischia, perde il pallone, attenzione a Borruto, rimessa ancora per il Pomezia che qui ha rischiato tanto sulla pressione feroce di Borruto. 70 secondi alla fine, Bueno, Tiaguinho sulla destra, sempre Bueno, Matteus, Raubo, Matteus, Bueno, Matteus, Matteus con il mancino, bello Buono, poi Dudu di testa, porta vuota, la pareggia la Fortitudo, 2-2 con Tiaguinho a 48 secondi dalla sirena, parità ristabilita, esplode il Palalavinium, chiama il time out Ciccio Angelini. Fernandez! Fernandez! Fernandez!
Che finale al Palalavinium, 48 secondi di fuoco, la vuole vincere Angelini, che infatti torna in campo con il portiere di movimento, fuori bello buono, dentro De Luca, e adesso 5 contro 4 per gli azzurri, che erano avanti 2-0 e che adesso devono rifare tutto, ma hanno poco tempo a disposizione. 48 secondi, tutti da vivere. Che finale al Palalavinium. Non ha mai mollato la Fortitudo, che ha ripreso il Napoli con i gol di Bueno e Tiaguinho. Adesso power play Napoli. Salas, fischi di paura del Palalavinium. Salas, Borruto, Salas, Bolo, centralmente Salas sulla sinistra, Borruto per Salas, rimessa laterale per il Pomezia, Bueno per Raubo, Bueno, 20 secondi alla fine, Tiaguinho scucchiaia, Bueno controlla, Bueno, Raubo, era Raubo, pallone che esce in fallo laterale, possesso Napoli a 14 secondi dalla fine, di nuovo De Luca come portiere di movimento. Ultime emozioni di questa gara a ritmo elevato e ricca di emozioni. 5 secondi, Salas per Bolo che colpisce malissimo, esulta il pubblico di casa. 2 secondi alla fine. 2 secondi alla fine. Vediamo se questa gara ci regala un'ultima sorpresa. No, perché la Fortitudo aspetta la sirena. Finisce qui al Palalavinium 2-2 tra Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal. Gli azzurri si mangiano le mani dopo aver vanificato un doppio vantaggio. Le reti di Fabio Sessilio e Borruto non bastano alla squadra di Angelini, perché c'è la rimonta del Pomezia con i gol di Bueno e Tiaguinho. Finisce 2-2 dunque questa sfida ricca di emozioni. Il Napoli sale a quota 18 punti, il Pomezia a 14. Resta vivo per entrambe il sogno Final 8. Si salutano intanto i giocatori in mezzo al campo. Tra pochi istanti vi lasceremo agli highlights di questo match entusiasmante. Prima però vi salutiamo augurandovi buona serata. Un saluto e un abbraccio da Antonio Iozzo.